Ma tocca sempre. Allora, quando siamo in diretta fatemi un segno così partiamo. Tirategli qualcosa. Vabbè, allora siamo in diretta. Se volete le posso fare anche da solo, le dirette, perché Infatti, voglio dire, siamo senza regia. qui mangiano in 4 e a lavorare sempre solo uno. Comunque. Mamma mia, sempre che piange. Va bene, allora tu sei al mio fianco, almeno Io ci ci sei. sono. Va bene, Ho allora portato anche le caramelle stasera. ecco, abbiamo rimpolpato il cestino Guarda, delle caramelle. guarda che bello che è. Ma dovremmo provare le basi perché poi vanno sempre in controfase. Eccoci, dottore, eccoci. Volevamo fare l'esperimento di fare una puntata con le basi non in controfase, ce la faremo? Ma sono comunque scelte editoriali che, sai, io mi passano sopra la testa, io faccio quello che mi dicono. Se ma il non a direttore tutti vuole sperimentare, facciamo delle rubriche come Sonar, non dico che stasera faremo Sonar perché non si può. No, non però si può anticipare niente. Lei No. lo sa che questa anteprima non è fatta per anticipare al pubblico quale sarà la scaletta, Infatti. ma è fatta per invitare la gente a venire, A venire. questa sera. Non faccia il pappagallo. Ecco, poi tra l'altro non è manco d'accordo lei perché avrebbe voglia di dire tutto. Almeno gli ospiti, è vero Lobue? Bisognerebbe dirlo per educazione. Almeno Vabbè, allora solo gli ospiti. Ecco, vabbè, allora l'ospite lo posso dire, Oh. così invogliamo anche la gente a venire in maniera copiosa o a non venire del tutto, ma in questo caso stasera verranno di sicuro perché abbiamo degli ospiti graditissimi, perché abbiamo una band che addirittura porta un coro. Ecco, addirittura, quindi avremo anche... Ma il coro degli come alpini dire, cosa c'è? No, non è un coro degli alpini, devo dire è un coro femminile, un coro ancora meglio, un coro allora, femminile, ancora meglio. ecco. Sono bravissime. Ma noi... di età come? Ma noi non siamo qui a vedere qual è l'aspetto del coro, ma no, qual è no, la bravura. ci Io li mancherebbe. ho sentiti, sono bravissime. Ma abbiamo anche stasera in anteprima. Ma sì. Arriva in corso anche Arrivata. Freedom prima di mangiare. Che Infatti. strana questa cosa Ma qua. che ha mangiato per strada. Va bene, che disastro. Ecco, non siamo... Grazie. Freedom, mi bacio. Ma abbassi, è tutto alto. Ecco, va bene. Gracchia. Tutto gracchia Vabbè, perché stiamo facendo le prove così stiamo facendo le prove, è arrivato Siamo anche mica in Capitan diretta. Freedom. Dottore, io sto lavorando per voi. Sapete che io ho invitato stasera? Aspetti Olivato che metto la cuffia. Non me lo dico. Assomiglia un po' a Olivato, un po' più magro, ma un po' più grasso di quanto si vede in televisione nelle foto. Lei lo conosce lo chef Rubio? Sì, grandissimo, io l'ho Ti visto un sacco di volte, è un sì. grande. Noi non lo vediamo mai perché noi non Un guardiamo quei romano, canali. io lo guardo. quello, l'ho sì, visto. sì, che... È bravo, è sì, bravo. sì. È dipinto Sim- come lei. Simpatico. E l'ho simpatico. conosciuto oggi, gli ho detto, senti, ma stasera sei a Torino? Sì. C'è anche Russell Crowe, è vero, c'è anche Russell. Anche lui viene. Non gliel'ho detto, però invece lo chef Rubio ha detto che viene. Viene, di sicuro verrà anche Russell Crowe. infatti. Soprattutto chi può resistere ai suoi Gliel'avessimo inviti. detto. Ma questo perché nel frattempo a Torino è in corso questa manifestazione che è Bocuse d'Or, no? Sì, Prego. infatti, ma gli ho chiesto, Sì, ma ma lei non guarda che anticipiamo, bravo. non Mamma anticipiamo perché io volevo far tutta una Ma lei puntata. fa su- dell'uomo su cucina. E non Dottore. c'entrava un cavolo invece il Bocuse d'Or, quello è venuto io ero al carcere per i carcerati è venuto per i che facevano una partita di rugby, purtroppo Torino ha perso contro il carcere sì, di sì, Bologna, sì. li hanno già battuti di brutto a Bologna, però è stato molto bello, lui ha detto io lavoro per loro, e ha Infatti. servito, cioè neanche cucinato, ha aiutato a spostare le sedie poi per il terzo tempo. Sa cos'è il terzo tempo nel rugby? Il terzo tempo è Quando finisce la è partita? supplementare. diciamo. No, finisce la partita e si trovano tutti insieme, lo sa lui. Sì, quando finisce la partita si trovano tutti insieme, una squadra da una parte, una squadra dall'altra e si salutano. Esatto, e si danno le coppe. Che bella È spiegazione. quello il che terzo dà. tempo, è Madonna. quello. Vabbè. Lo bue sa poche cose, ma quelle cose le sa Però lei bene. sa Ma bene, poi sa Rubio bene. l'ho Sa già anche visto. spiegare bene. L'ho già visto. Vabbè, ma non stiamo a parlare di Rubio perché può darsi che non venga neanche. infatti, noi speriamo che speriamo che venga, però quello che è importante, io stavo parlando dei nostri ospiti. Infatti. Questa quelli sera Ma è stato Frido che si è avremo, intromesso. va bene, avremo perché poi stiamo facendo casino, poi la gente dice questi sono casinisti, non vengono. E invece noi dobbiamo Invece invogliare vengono. la gente a venire. Allora ci saranno un complesso, i poveri illusi, con delle coriste bravissime, con un coro femminile, sono molto brave e faranno un pezzo Quante bellissimo. donne? Una Quante decina, Tante. una decina. 10 donne. 10 donne. Tutte qua. Tutte qua. Stasera vabbè. ci accasiamo. Però non stasera. facciamo quelli No, che era per beh, sapere i numeri. per poteva essere sapere. anche un coro
di frati, un gregoriano. Sì, di Per noi è la stessa cosa. E noi, guarda, siamo professionisti. Noi siamo esatto per il messaggio culturale, non per... Noi siamo per la Corea, ragazzi, per la Nord Corea, faccio vedere. Sì, Dottore, sì. questa Beh, infatti, guardi, siamo tutti coreani. Coreane, e vedi che abbiamo anche invogliato a rappacificarsi. rammentare proprio le per camicie quello. anche. Infatti a rammentare le Singapore, camicie. Singapore, vado sì, che si sono beccati. Ma scusi, lui sembra un po' i capelli di Trump, lei sembra un po' i capelli di Kim Jong-un. Sì, infatti, lei veramente somiglia a Ma Trump. lasciatemi stare. Va bene. Comunque questa sera invitiamo il nostro pubblico, vi abbiamo detto che il piatto è veramente ricco, vi aspettiamo tutti al birrificio delle officine ferroviarie, detto anche il Boffi, dove si trova? In corso Sommelier 12. Venite numerosi perché prima del meglio di Robaforte c'è anche la cena, quindi venite anche a cenare volendo di noi. Sa perché io sono arrivato in ritardo? Sì, Perché? perché Lei le hanno detto sembra- che si cena un po' No, più tardi. ma stasera. vada, in Polevraga si dice in croato, ma lei sa che a Torino esiste via Boggetto ma Sì. anche via Baggetti. Sì, Io dovevo passare un attimo prima in una di queste due E vie. sei sbagliato. Sono andato, anziché ero attaccato già a quella via Boggetto e invece sono andato in via Baggetti. È mai successo? Via Baggetti è attraverso il corso Francia. Voglia, quante volte. allora. Io mi sbaglio sempre via Caselle e via Casellette. Ecco, vede. E allora sbaglio anche di paesi, Ogni figurati. tanto si trova in un'altra regione. Una volta con Bune dovevamo andare in un paese della provincia di Vicenza, invece lui ha sbagliato e siamo andati in provincia di Bergamo. Ecco, hai Come capito? andate- Ecco. Siete riusciti a suonare lo stesso? Siamo arrivati Certo. tardissimo, ci hanno pagato anche di meno, quindi ringraziamo anche Bune. Ringraziamo Bune. Va bene. Mao, abbiamo detto tutto, abbiamo detto a che ora iniziamo? Lo Intorno alle 22. vi diciamo 21:45 perché 21:45, ma non per è essere vero. giusti, il meglio di Robaforte, la terzultima puntata, quindi affrettatevi perché anche noi poi andiamo via, andremo in vacanza. Infatti, a abbiamo luglio, prenotato. quindi, e allora ci rimangono ancora solamente 2 puntate. Allora abbiamo parlato degli ospiti, che tra l'altro vedo anche nella platea, voi non li potete vedere, ma, Ma loro- noi sì. ma noi sì, sono già qui. Ma vogliamo concedarci dal nostro pubblico, che so, con una nota musicale, visto che li abbiamo abituati Con un così. interrogativo potremmo fare. con un interrogativo? Interroghiamoci. Una cosa che dica magari esco. No, esco. grande. Vabbè, però lei sta anticipando Troppo. troppe cose. Va bene, A stasera, dove guardo? A dopo. Perché io quando faccio l'intervista Guardi in guardo camera. sempre, non ho capito cos'è quello, però dovrebbe essere Non il è anche- condizionatore d'aria. No, ecco. no, quello è il Non è proiettore. il proiettore, non Quella è è una la camera. telecamera, quella è la camera. A tra poco, vi aspettiamo numerosi. Ma lei anticipa troppe cose. Roba forte. Troppe cose.